Sindaco di Fiume Veneto, invece, qual è l'argomento che più le aggrada in questo momento? Io vorrei parlare, Non i direttore. cappotti, No, evito i cappotti. Vorrei parlare, direttore, di un episodio di danneggiamento che si è verificato i primi di marzo. È stato dato fuoco alla maniglia del vano tecnico dell'ascensore della scuola secondaria. Perché racconto questo? Perché il sistema di videosorveglianza ha identificato i responsabili e quindi, accanto ovviamente a quelle che sono le indagini che la magistratura deve e svolgerà, perché lo sappiamo, oltre i 14 anni, quindi si è responsabili anche penalmente, c'è anche una responsabilità di natura civilistica. Chi danneggia deve risponderne ed è per questo che a breve invieremo una richiesta di risarcimento ai responsabili di questi fatti e, giocoforza, ai loro familiari. ma è normale. Io ho raccontato questo episodio, direttore, per due ragioni. Il primo perché è importante che continuare a dare questo messaggio forte di responsabilità nei confronti delle proprie azioni. Chi commette dei comportamenti che sono comportamenti illeciti viene identificato e viene ritenuto responsabile per le condotte che compie. Non soltanto, lo ripeto, da un punto di vista civilistico, ma anche da un punto di vista penale. La giustizia serve a questo, serve ad insegnarci che abbiamo commesso un errore, a consentirci di riflettere su questo e di modificare i nostri comportamenti. Non è una giustizia punitiva la nostra tende alla rieducazione, quindi dobbiamo fare questo. La seconda ragione per la quale racconto questo episodio è per dimostrare, ripeto, è un esempio, ma ce ne sarebbero altri, purtroppo o per fortuna, dipende dal punto di vista dal quale lo guardiamo, per dimostrare come l'operato e la conoscenza del territorio da parte della polizia locale e da parte dell'Arma dei Carabinieri funziona. Ha funzionato anche in questo frangente. I pattugliamenti, il monitoraggio del territorio, le videocamere e anche l'implementazione dell'illuminazione in alcuni punti critici. Tutte queste iniziative funzionano e funziona anche la sinergia tra le due forze, tra la polizia locale da un lato e l'Arma dei Carabinieri dall'altro. Ma polizia e Arma dei Carabinieri non possono essere sempre dappertutto e quindi invito al costante senso civico dei cittadini di segnalare ogni comportamento sospetto. Jessia Canton, sindaco di Fiume Veneto, beh, un discorso ineccepibile come quello fatto in merito al lavoro da Stefano e con l'educazione, no? Io mi ricordo che da ragazzino, insomma, quando mi fermava il vigile urbano, non il carabiniere, la polizia, me la facevo addosso e cominciavo a rimembrare cosa il vigile urbano è. Oggi ti ferma la polizia o il carabiniere ferma il minorenne e loro te lo mandano letteralmente a fare un bicchiere. Ma provate a capire, e me lo dicono le stesse forze dell'ordine. Cioè, la situazione è gravissima, perché questi qui sono impuniti. E poi fanno le risse, vedete come si arrivano, come anche nelle nostre zone, si ritrovano, si danno gli appuntamenti, come delle gang vere e proprie. Io vi ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio voi per averci seguito. Sappiate che da lunedì scorso alle 19 sui nostri siti Facebook va il telegiornale nella sua interezza, in diretta, dovunque voi siate. Io vi ringrazio e vi lascio ora, dopo il termine, la sigla e la pubblicità, c'è Occidente con l'onorevole Michelangelo Agrusti. Parleremo di tutto e di più. Grazie ancora e buon proseguimento dei programmi.